Oggi si è parlato dell'importanza di Taranto nell'economia del mare, della ZES. Le ZES sono protagoniste nell'economia del mare, si pensi che sono nate vicino ai principali porti del Mezzogiorno per lo sviluppo delle aree portuali e retroportuali, legate innanzitutto alla logistica ma anche all'incremento dei traffici marittimi. La Ionica rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo del Mezzogiorno, quale cerniera tra l'Europa e il Mediterraneo allargato e anche per la presenza di un'importante piattaforma che collega mare, aria e terra, che è quella rappresentata dal polo di Grottaglie Taranto. A che punto siamo con la ZES ionica? Per quanto riguarda gli investimenti del PNRR siamo in perfetta linea con i target assegnati, anzi per un investimento siamo un po' in anticipo addirittura, quindi da questo punto di vista siamo abbastanza soddisfatti. In ordine invece alle altre attività che si stanno compiendo, abbiamo attivato questo tavolo di Paternarato che unisce parte datoriale e sindacale con l'idea innanzitutto di sviluppare i principali temi della ZES, innanzitutto lo sviluppo, quindi con un aggiornamento del catalogo della domanda e dell'offerta, perché è importante riaggiornare quel piano strategico pensato nel 2019, ma anche fare una valutazione di quello che il tessuto oggi occupazionale chiede, alla luce degli importanti bacini di crisi che sono presenti nei territori della Ionica, sia nelle aree tarantine che anche quella basilicata. Oggi lei ha annunciato anche di una grande piattaforma logistica che ha investito su Taranto. Sì, ho annunciato la piattaforma logistica di Conad che è stata autorizzata a febbraio in circa 40 giorni e che vedrà l'operatività già a fine estate, quindi un importante successo perché con questa autorizzazione, con questa modalità di semplificazione così rapida, effettivamente ci sono garanzie per gli investitori, le opere si possono realizzare, la ZES è una certezza e questo è il vero successo. Ultima domanda, le aziende iniziano ad avere la percezione dell'importanza di questa opportunità? Le aziende adesso stanno avendo una forte percezione che questa è una reale opportunità, sia perché i procedimenti autorizzatori sono concreti, ne abbiamo già rilasciati parecchi, una decina, e sia perché oramai si sta parlando di sviluppo complessivo del Sud, dove la ZES è un decuius, ma è un anello importante e prezioso perché quello che può essere oggi costituire ecco, da volano per l'attrattività di grandi investimenti.